Buongiorno a tutti, buongiorno a noi che siamo qui in sala, buongiorno a chi ci segue da casa. E nell'occasione vorrei invitare proprio chi ci segue da casa magari un giorno a venirci a trovare. I posti ci sono, la sala è più o meno grande. Rendiamo grazie a Dio anche oggi perché siamo qui. E vorrei condividere con voi da Apocalisse, capitolo 4, i versetti dall'8 all'11 che così recitano: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi, pulite le vostre mani, purificate i vostri cuori o dubbi d'animo. No, ho sbagliato, perdonatevi, sono dall'altra parte qua. E le quattro creature viventi avevano ognuna 6 ali ed erano coperte di occhi tutto intorno e di dietro e non cessavano mai di ripetere giorno e notte: Santo, Santo, Santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature viventi rendono gloria, onore e grazia a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Tu sei degno, o Signore nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Amen. E questo è un passaggio di Apocalisse che ci proietta un po' in quello che sarà, ci fa vedere un po' quello che succede alla presenza di Dio e ci proietta per noi che siamo nel non ancora, noi che siamo nel già, ci proietta un po' nel non ancora, ci fa vedere quello che succede appunto davanti alla gloria di Dio. Ed è interessante notare al versetto 10 si dice: i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli. E c'è il commento di un famoso teologo, sembra adesso, del quale non ricordo il nome, dice: ma perché questi vegliardi, questi 24 anziani si prostrano continuamente davanti alla gloria di Dio? E probabilmente lui ha dato questa interpretazione, ha immaginato la gloria di Dio come un poliedro a più facce, dalle infinite facce, che ogni volta che si mostra una faccia diversa, è una facoltà, un potere, una gloria diversa, e i vegliardi non smettono appunto mai di adorarlo. Vogliamo cominciare questo nostro momento di lode con il canto 16, Nasce un canto.
Dio Padre onnipotente e misericordioso, la tua Chiesa oggi radunata ti loda e ti glorifica. Noi ti preghiamo per l'intercessione del tuo Figlio unigenito, nostro Signore, Cristo Gesù. Manda in mezzo a noi il tuo Spirito, affinché, rinfrancati e incoraggiati dalla sua presenza, possiamo presentare a te le nostre benedizioni, i nostri sacrifici di lode, affinché siano a te graditi. Amen. Salmo 96. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore, abitanti di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi fra tutti i popoli. Perché il Signore è grande e degno di sovrana lode. Egli è tremendo sopra tutti gli dei, poiché tutti gli dei delle nazioni sono idoli vani. Il Signore invece ha fatto i cieli. Splendore e maestà sono davanti a Lui, forza e bellezza stanno nel suo santuario. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Portategli offerte e venite nei suoi cortili. Prostratevi davanti al Signore, vestiti di sacri ornamenti. Tremate davanti a Lui, abitanti di tutta la terra. Dite fra i popoli, il Signore regna. Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Ripeto, il Signore regna. Il mondo è quindi saldo e non potrà vacillare. Il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Gioiscano i cieli ed esulti la terra, risuoni il mare quanto contiene, esultino i campi quanto in essi. Tutti gli alberi delle foreste mettano grida di gioia in presenza del Signore, poiché Egli vive, viene e giudica la terra. Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Amen. Questo salmo dà indubbiamente notevoli spunti. Sono gli spunti un po' che troviamo in tutto il percorso che si fa da Genesi ad Apocalisse. Il Signore regna, benedite voi famiglie e nazioni di tutto il mondo il Signore. E benedite famiglie ci riporta un po' alla promessa che Dio fece ad Abramo, quando gli disse: io benedirò in te tutti i popoli della terra. E quindi è rinfrancante perché in un salmo del genere noi troviamo la motivazione per il quale siamo qui anche stamattina, per lodare e per glorificare Dio. Continuiamo a glorificare Dio allora con i prossimi due canti.
il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, gloria a te, tutto cos'è per me, ed io ti adoro. Signore, ti adoriamo questa mattina perché sei santo, santo, santo. Sei il Signore. Stamattina abbiamo un cantico nuovo da offrirti, perché ogni giorno la vita si rinnova, Signore, si rinnova nella tua grazia, si rinnova in un progetto nuovo, Signore, nel quale possiamo camminare, possiamo vivere con te. Signore, questa mattina ti adoriamo, riconosciamo questa molteplicità tua che ti caratterizza e così siamo continuamente sorpresi davanti a te. Pertanto, Signore, questa mattina con gioia, come popolo, come Chiesa, veramente ti adoriamo con tutto il nostro cuore, soprattutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sì, Signore, grazie, grazie e di nuovo grazie di tutto quello che fai per noi, Signore. Grazie perché è bellissimo sapere di essere tuoi, caro Padre. Grazie perché è immensa la tua misericordia. Il mio cuore si scioglie davanti alla tua misericordia. Grazie, Signore. Grazie perché hai salvato i nostri cuori, hai salvato le nostre vite, Signore. Noi siamo qui a lodarti. Il mio capo è inchinato davanti a te per rispettare la tua onnipotenza, Padre. Grazie perché veramente sei l'unico Dio esistente e l'unico che può salvare chiunque. Ti amiamo, ti adoriamo e ti lodiamo nel nome infinito di Gesù Cristo. Amen. Loda a te, Signore, perché ogni giorno ci dai forza per vivere. Loda a te, Signore, perché ci hai insegnato che la salvezza viene solo da Gesù Cristo. E noi non ricorriamo più idoli vani, ma soltanto Gesù Cristo, nostro Salvatore. Loda a te, Signore, perché questo insegnamento è venuto a te. Sia lodato il tuo nome, Signore, sia lodato il tuo nome in tutto il mondo, sia lodato il tuo nome in tutto il nostro paese, in questa nostra Italia che ha bisogno di te, Signore, anche quando non lo sa. Sia lodato, Signore, in questa sala dove tutti noi sappiamo per quanto vali, Signore, sia benedetto il tuo nome in eterno. Amen. Signore, ci inchiniamo davanti alla tua maestà e ti adoriamo, Signore, come quegli anziani, Signore, che si prostravano continuamente davanti a te, consapevoli di essere alla tua presenza, consapevoli del perdono che abbiamo ricevuto, consapevoli della grazia che ci è donata in Cristo. Così, Signore, questa mattina ricevi la nostra lode, ricevi il nostro ringraziamento, ricevi, Signore, ciò che è nel nostro cuore questa mattina, le gioie, i dolori, tutto ciò che abbiamo, Signore, vogliamo mettere ai piedi della croce, vogliamo benedirti e ringraziarti con tutto il cuore. Amen. Signore Gesù, grazie per la possibilità che mi hai dato stamattina di adorare il tuo nome, Signore. Grazie perché posso essere qui insieme ad altri fratelli a cantare a te, a pregarti, Signore. Ti ringrazio per questa
bellissima possibilità che mi hai dato. Ti prego per tutte le persone che per vari motivi di persecuzione, di malattia, di qualcosa di brutto che gli è successo, non hanno la possibilità in questo momento di radunarti nel tuo nome, Signore. Ti prego per loro e Signore ti chiedo veramente, davvero ti chiedo ringraziamento di nuovo per il fatto che mi hai dato la libertà stamattina di adorare il tuo nome. Signore, che dire, non vedo l'ora di essere lì nei nuovi cieli, nella nuova terra, a essere parte di quella miriade di persone che ti adoreranno per l'eternità, e solo lì capiremo quale sarà la tua perfetta onnipotenza, la tua perfetta figura. Ora stiamo solo capendo a malapena, però grazie anche per questo, Signore, grazie perché sei venuto sulla terra, grazie perché sei morto per noi e ci ha dato la possibilità di servirti e di avere vita eterna. Grazie. Nel tuo santo nome, amen. Amen. Padre Santo, qui davanti a te è radunato il tuo popolo. Voglia tu nella tua infinita misericordia accogliere le preghiere, le suppliche e i ringraziamenti che ciascuno di noi ha voluto presentarti. Volgi il tuo sguardo lontano dalle nostre limitazioni, dalle nostre iniquità, dalle nostre inadeguatezze. Stendi su di noi il tuo potente braccio affinché possiamo camminare saldi e sicuri alla luce della tua parola. Amen. Tornando al Salmo 96, il primo versetto recita: «Cantate al Signore un cantico nuovo». Ebbene, questa espressione l'antico popolo ebraico la usava quando si era vinta una battaglia. Loro cantavano a Dio un cantico nuovo perché in Dio avevano trovato la vittoria. E noi oggi possiamo cantare un cantico nuovo a Dio perché abbiamo trovato la vittoria in Cristo. E dice il Salmo: «Cantate al Signore abitanti di tutta la terra». È un invito che Dio Padre, attraverso il suo Figlio morto e risorto per noi, fa a tutta l'umanità. È chiaro, come ho detto prima, questo Salmo offre notevoli spunti di riflessione, ma è chiaro che bisogna concentrarsi solo su alcuni aspetti. E il primo aspetto era questo: cantate al Signore un cantico nuovo, un canto di vittoria, un canto di esultanza. E mi piace sottolineare anche il versetto 10, quando il salmista ci dice: «Il Signore regna». E l'ho ripetuto anche prima: il Signore regna, il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. Mi piace sottolineare questo versetto: il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare. E il mondo non ha vacillato da quando Cristo è risorto, attraverso tutte le guerre, le devastazioni, le cose brutte che sono successe in questi secoli. Dio è stato sempre presente e noi siamo ancora qui, siamo testimoni di questo, perché il Signore regna. E anche all'inizio del secolo scorso, 2 guerre devastanti, il Signore regna. Qualcuno si chiedeva: ma dov'è Dio? Il Signore regna, ce lo dice il salmista. E il mondo non ha vacillato e noi siamo ancora qui. E il Signore regna anche adesso, in questo momento dove noi siamo costretti a essere con le mascherine, in questo momento in cui siamo limitati in tante cose. Il Signore regna, il mondo non vacilla. Saremo ancora qua. Ma Egli tornerà, ci fa una promessa, e lo sottolinea anche il Salmo: Egli tornerà per giudicare il mondo. Chiaramente il Salmo si presta a un'interpretazione cristologica ed è palese, perché quando dice egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità, chi tornerà per giudicare il popolo con giustizia e verità? Cristo, morto e risorto per la sua gloria, morto e risorto per acquistare a Dio il suo popolo. Vogliamo continuare a lodare Cristo col canto numero 134.
lascio il posto a Riccardo per ciò che Dio stamattina attraverso di lui vorrà dirci. I bambini possono andare alla scuola domenicale. Benvenuti a tutti. Bene, questa mattina parleremo di paternità. E come diceva anche il fratello Salvatore stamattina, no? Le informazioni le acquisiamo dal principio. Ogni cosa che ci porta alla riflessione bisogna andare a vedere alle origini, come funzionava il mondo alle origini. Vorrei farvi vedere un passaggio della vita di Gesù che diventa un po' il centro della nostra riflessione, che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 52, no? Abbiamo questa immagine che in qualche modo caratterizza il vissuto di Gesù. Ed è scritto così: e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. È un'immagine del Gesù che cresce, che si sviluppa. Spesso ricordiamo di Gesù solo ai grandi eventi della sua vita. In realtà ci fa vedere anche una fase della sua vita. Allora la domanda questa mattina è cercare di conoscere il Padre Celeste, però vogliamo anche conoscere il Padre Terrestre, come possiamo funzionare come genitori, come padri, avendo un Padre Celeste perfetto e soprattutto una paternità a questo punto anche connessa con il Padre Celeste. E la domanda è questa, che in qualche modo introduce la nostra riflessione e la chiude. Possiamo ricordare il Padre Celeste nell'esercizio della nostra paternità? Faremo un breve viaggio tra principi e implicazioni pratiche, come anche un breve accenno al percorso paterno in alcuni periodi ove è necessaria la presenza dei padri. Conoscere come quest'ultimi costruiscono la vita dei nostri figli. L'esercizio della paternità è un ordine del Signore. Questa mattina abbiamo detto: ma dove andiamo? Quale direzione prenderemo per avere delle informazioni? Allora possiamo subito dire che è un ordine del Signore e non siamo lasciati nello sconosciuto nella sua applicazione. Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 4, darà una raccomandazione particolare ai padri. E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. Siamo nel campo di una relazione alla quale non possiamo fare a meno di esserci o sottrarci. Infatti nella disciplina poniamo dei limiti entro i quali loro possono vivere sereni, come anche offrire istruzione. E questa istruzione ha una specificità, è l'istruzione del Signore. Peculiarità ed eccellenza quando i padri sono connessi con il Padre Celeste. Da chi riceverà l'uomo ciò che serve alla vita e ciò che è necessario, nello specifico, per l'esercizio di questa paternità, dove si sviluppa questa paternità, quando nasce questa paternità, chi la determina, questa paternità,
allora dobbiamo andare al principio. Genesi, capitolo 1, versetti 26 e 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Qui conosciamo la paternità perfetta di Dio nel riempire uno spazio vuoto, nell'ambito della sua ammirabile creazione. È Dio che ha un proposito nel dirigere il suo amore verso l'uomo e la donna in una conformità che lo rappresentasse. Lo fa da solo? Certamente no. Chiede che la partecipazione e le idee pervengano anche dal Figlio e dallo Spirito Santo nel crearli maschio e femmina, affinché fossero creati ad immagine e somiglianza di Dio. L'unità e la diversità che la Trinità esprimono manifestano e diventano il modello, il progetto da mettere sul tavolo per promuovere qualcosa di meraviglioso, corrispondente alla loro immagine e somiglianza. Questo è il modello che è dato all'umanità. Ogni paternità ha un'origine ed è in Dio. Nel matrimonio ci si separa da una paternità e quando questo non accade è un problema, e nel matrimonio si attende l'arrivo di una nuova paternità. L'uomo lascia suo padre e sua madre affinché con la moglie possano diventare padre e madre. Pensate alla difficoltà di tante persone, di tanti uomini, tante donne, di poter chiamare Dio papà. È un concetto così lontano, impensabile. In che modo la paternità avrà a che fare con lui? Come inizia la paternità e la maternità? E qui facciamo un salto nel passato, chi già ha i figli adulti. Inizia con un desiderio, con la sensazione che si possa aggiungere qualcosa di importante e positivo a quanto già presente nella vita della coppia. Quindi inizia con un desiderio. La paternità, come anche la maternità, riempie uno spazio vuoto. Nasce l'esigenza di evolversi, di indirizzare l'amore reciproco verso una terza persona. Mi sono chiesto se Dio non ha fatto la stessa cosa quando ad ogni fase della creazione ha riempito uno spazio che era vuoto e lo ha riempito nel suo amore, affinché ciò che ne sarebbe scaturito lo rappresentasse in qualche modo. Parlavamo di un desiderio, il riempire uno spazio vuoto e riempirlo di amore nel generare una nuova vita. Così si entra nel tempo della gravidanza e vediamo se ricordiamo qualcosa in questo periodo. La donna è in prima linea nell'assaporare i cambiamenti non solo fisici, emotivi, come anche quelli psichici. Le trasformazioni fisiche le ricordano continuamente di questo viaggio. L'uomo incomincia a pensare che dovrà cambiare alcune priorità, ha delle emozioni che spesso tiene nascoste. L'uomo ha anche dei dubbi e dei timori. Ce la farò? Come immaginerà l'uomo in questa fase della gravidanza? Beh, il primo riferimento che ha è quello paterno, come ha vissuto come figlio. Sapete cosa pensano gli uomini in questa circostanza? Da qui non si torna indietro. La fase di gestazione è una fase necessaria,
di preparazione affinché ciò che si immagina, si sogna, incontri il bambino reale. Sono in gioco le fantasie che in modo diverso il padre e la madre si prefigurano. Due modi diversi tra l'uomo e la donna di immaginarlo quando verrà alla luce. La donna lo vede molto piccolo, ancora parte di sé. Spesso le donne in gravidanza mettono la mano sulla pancia perché sentono il desiderio di proteggere, di racchiudere fra le braccia, nutrire, riscaldare, coccolare. L'uomo al contrario prefigura un figlio già grande. È vero? Non so. Stiamo parlando ancora della gravidanza, eh? Lo immaginiamo già grande, sapete perché? Perché dobbiamo giocare con lui. Già un po' cresciuto, con il quale giocare e dedicarsi a 1000 attività. Prima che arrivi alla vita, il padre lo immagina, lo proietta in una realtà futura nel fare delle cose insieme. La diversità nell'immaginarselo distingue il maschile dal femminile. E Dio li creò, come li creò il Signore? Maschi e femmina. Si pensa solo ad alcuni aspetti che sono legati alla natura degli stessi, il corpo, la sessualità, ma dentro queste distinzioni c'è anche una genitorialità che si dovrà vedere, che distingue la coppia l'una dall'altra, costituendo un insieme nel costruire i propri figli. Una buona genitorialità, una genitorialità efficace, possiamo dire, che prende spunto dal Padre Celeste, è caratterizzata da unità nella coppia. Le decisioni che si prendono in riguardo ai figli sono condivise, come anche apportare nel campo dell'educazione diversità, perché hanno bisogno di un contributo maschile e femminile per lo sviluppo armonico delle loro vite. Unità e diversità, dove e quando sono state viste? Sono state viste al principio. Pertanto si distingue già nella gestazione il materno dal paterno. La donna lo immagina nel proteggere e accudire, l'uomo lo immagina già più grande, incoraggia la sua crescita e la sua autonomia. Samuele e Giovanni Battista sono nati e venuti al mondo perché desiderati. Infatti le rispettive madri, Anna ed Elisabetta, avevano pregato e pianto per averli. Entrambe erano sterili e la loro nascita era il frutto del loro desiderio, ma anche del pensiero di Dio. È Dio che ha deciso e voluto che Samuele e Giovanni Battista venissero al mondo, e questo con uno scopo preciso, affinché ogni bambino che ancora oggi verrà alla luce abbia valore e significato, sia per Dio e sia per i propri genitori e per il mondo che li accoglie, anche quando gli stessi genitori commetteranno degli errori. A proposito, anche se dovessimo commettere degli errori, anche quando i nostri figli saranno grandi, possiamo sempre chiarire, possiamo sempre risolvere, bastano poche parole a volte per rimuovere dei grandi ostacoli e rassicurarli. La genitorialità si intreccia in questo mistero tra il desiderio di Dio nel donarci il diritto di esistere e di avere un nome, riempire uno spazio vuoto, e quello dei genitori che ad un certo punto della loro relazione vogliono riempire quello spazio vuoto con un atto di amore che si esprime nella genitorialità. Salmo 139, il salmista ci dirà qualcosa intorno alla sua idea di Dio. Versetto 15: le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati,
quando nessuno d'essi era sorto ancora. E poi conclude: «Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, oh Dio, quanto è grande il loro insieme». Mentre il padre e la madre lo immaginano in modo diverso e con priorità diverse, quello che si sta realizzando, e ricordo che ai tempi di Davide non c'erano le ecografie tridimensionali che potevano guardare un feto, tutto ciò che sta accadendo è conosciuto e riconosciuto da colui che ha dato le prime direttive della genitorialità, il Signore, il Creatore. Il testo ci dice che i suoi occhi videro la massa del feto che era informe. E mi chiedo, ma i suoi occhi, cioè quelli di Dio, non hanno visto qualcosa anche al principio, quando c'era il caos, il vuoto, l'informe, che prendeva forma solo perché lui ha parlato e attraverso la parola ha dato vita all'inesistente? La parola, il nominare, il dire qualcosa ci mette nella responsabilità di fare qualcosa e soprattutto di cambiare qualcosa. Ecco perché noi padri dobbiamo parlare. Abbiamo questa parola che ci permette di dire delle cose che sono riconosciute davanti ai nostri figli. Come sarà il padre alla nascita del bambino? Abbiamo parlato di una gravidanza. Come collimerà l'immaginato con il reale? Perché adesso è nato. Come si presenta nella vita del bambino il padre? Vorrei descriverlo un po', differenziandolo dalla madre, e spero di non andare molto distante da quello che avete vissuto. Il padre sarà diverso già nel prendere il bambino in braccio, ok? Lo porta alla spalla, lo solleva, lo porta in alto, possiamo dire. Potete ricordare, qualora l'abbiate vista, la scena del film Il Re Leone, quando il padre leva il figlio su una roccia in altura, nella direzione del regno che avrebbe dovuto guidare. Lo accredita alla vita e al dominio del regno. Possiamo dire che gli dà il diritto di essere se stesso nella realtà nella quale lo ha generato. Il padre lo eleva, lo porta in alto. Vorrei farvi vedere un'immagine che sta girando il mondo e che ha girato il mondo nelle ultime 24 ore. Sì, ho sentito. Come si chiama questo bambino? Si chiama Mustafa ed è un bambino siriano ed è nato e concepito sotto le bombe. Pertanto è privo di tanti arti. E in più il papà è senza una gamba. Cosa fa il papà? Qual è il gesto del papà? Lo eleva, lo porta in alto. È un'immagine catturata da un fotografo di un bambino, come vi dicevo prima, elevato in alto tra le braccia del papà. Il padre senza una gamba è appoggiato ad una stampella e Mustafa, suo figlio, un bambino siriano, è lì, tra le braccia stese del papà. Ora, grazie a quella foto che ha fatto il giro del mondo, sia il padre e sia Mustafa, dove sono? Sono in Italia. Così ogni tanto possiamo essere anche orgogliosi, è vero? Sono in Italia per essere curati e al Burlo di Bologna. Ci sarà un grande progetto per ridare serenità a queste due persone straordinarie, per essere curati e aiutati nella loro disabilità. Grazie all'Italia, grazie a quel fotografo che ha catturato proprio quell'immagine che in qualche modo caratterizza il carattere del papà.
Pertanto il codice paterno è sempre differente da quello materno, affinché ci sia equilibrio nello sviluppo armonico del bambino, tanto psicologico quanto emotivo, affettivo, relazionale e sociale. Sto dicendo che il papà lo prepara ad uscire nella realtà, a muoversi, a sapersi gestire nella vita. Il padre, nell'esercizio delle sue corrette funzioni, separa il figlio dalla madre, lascia conoscere altro, se gli è concesso dalla madre. Si presenta al bambino come un elemento di novità. Il piccolo nelle braccia del padre sente un altro odore, e non parlo delle ascelle, è vero? Lì dobbiamo sempre avere la responsabilità di avere un buon odore, però sente i muscoli, sente che la pelle è diversa, non è quella più docile, più ruvida, sente la barba. La voce è più bassa, non è la mia voce, alcuni uomini hanno una voce veramente bassa e loro capiscono che sono tra le braccia di un'altra persona. Tutte queste sensazioni corporee sono necessarie al bambino e provengono dal padre. Il padre offre la spalla piuttosto che il petto, lo tiene leggermente discostato da sé, mentre la donna lo stringe fra le braccia. Cari padri, non avete mai fatto l'aeroplano con i vostri figli? Chi l'ha fatto l'aeroplano? Nessuno? Non avete mai fatto volare i vostri figli sopra di voi? E magari vostra moglie vi guarda e vi dice: ma tu sei proprio matto. Non avete mai impennato con il carrozzino, cercando di trasformarlo in una moto, in una macchina? Guardate che queste diversità caratterizzano chi siamo. Quello che sappiamo, però, è scritto ancora in Luca, che vi vorrei far rivedere, rileggere, perché questo versetto lo porteremo insieme. E Gesù cresceva, ci dice la parola, cresceva in sapienza, in statura, perché era nutrito, e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Il bambino ha bisogno di crescere in un contesto nel quale ci sia la possibilità di favorire lo sviluppo fisico, psichico, davanti agli uomini e davanti a Dio. Caspita che genitori Maria e Giuseppe si sono preoccupati di dare a Gesù tutto quello che serviva per renderlo un bambino completo e preparato, pensate, a quello che lo attendeva. Prima di essere alla croce il Signore Gesù è stato lì, nella falegnameria. Era bambino, anche lui. Un padre e una madre capaci di prepararlo alla vita. Quando andò al tempio, all'insaputa dei genitori, chi lo ha preparato a questa avventura? Chi lo avrebbe tenuto fra le braccia o chi lo ha appoggiato sulla spalla? Gesù è completo con mamma e papà, sa muoversi e sa orientarsi. Chissà quante ore ha trascorso nella falegnameria con il papà. La mascolinità di Gesù è stata costruita proprio dal modello paterno con il quale poteva confrontarsi. Aveva un modello in falegnameria al quale potesse guardare. Vorrei farvi conoscere un papà speciale, si chiama Dick Oyot. Faccio vedere questo breve video e poi lo commenteremo.
I'm standing at the starting line of the Boston Marathon. Each year, over 30,000 people set off from here on a grueling 42-kilometer run. Marathons, along with Ironman, are two of the toughest athletic endeavors on the planet. The ultimate test of strength and endurance. They're considered by most as barely possible, but not for the Team Hoyt father-son duo. What makes this duo so special is that Rick, the Ecco, son, questo si chiama was Dick born with cerebral palsy and is quadriplegic. e questo si chiama And Rich. so his father, Dick, pushes and Il papà che pulls him spinge in il specialized figlio su una wheelchairs, carrozzella. bikes and boats. They've completed over 1,000 races and are as devoted to each other as ever, continuing to inspire millions of people around the world with their trademark motto, "Yes, you can." This is one of the greatest love stories of all time. A father who climbs mountains, runs marathons, travels to the ends of the earth to give his son a better life. A life that transcends the limitations of his body. This story shows that through Ecco, anche c'è una perseverance and opera d'arte determination, che li love rappresenta. conquers all. Ok, fin qui possiamo anche fermarci. Suo figlio Rich, al momento della nascita, è rimasto colpito da una paralisi cerebrale infantile, dopo che il suo cordone ombelicale, come spesso accade, gli si è avvolto al collo procurandogli un'asfissia cerebrale con conseguenti danni cerebrali. I medici hanno pensato, qui ormai il ragazzo vivrà in stato vegetativo. Come dire ai genitori, sapete come andrà a finire. Essi però, i genitori, notando che Rich li seguiva con gli occhi per tutta la stanza, non persero la speranza e accompagnarono questo figliuolo ogni settimana in un ospedale specializzato ove incontravano un medico che li incoraggiava a trattare Rich come una persona normale. Ora già potete immaginare, uno non pensa di trattare un figlio con una forte disabilità come un figlio normale. Eppure questo medico diceva, fate così. La madre di Rich, Judy, trascorse diverse ore al giorno per insegnare l'alfabeto al figlio attraverso un particolare metodo. E in un breve lasso di tempo Rich imparò l'alfabeto, poi ricevette un computer con il quale poteva comunicare e così venne istruito. Non era più quello che si immaginava. E infine la passione per lo sport e per una serie di discipline sportive alle quali per partecipare era necessaria, chiaramente, la presenza del padre, essendo disabile. Dick è un padre devoto che rende quel figlio una persona capace di esprimere nella realtà creata, nonostante avesse dei grandi limiti per farlo. E in una delle corse con la sedia a rotelle il padre lo spinse per circa 5 chilometri e l'affermazione più gratificante che il padre di Rich ricevette non proveniva dalla folla, era già un eroe. Cioè un padre che spinge il figlio, lui poteva essere acclamato dalla folla. Sapete la frase più bella che ha potuto ricevere dal figlio in queste discipline sportive? Il figlio gli disse, papà, mentre correvo non mi sono sentito disabile. Pensate, un figlio che arriva a dire, papà, io quando corro con te non mi sento un disabile. Era quello ciò che il figlio aveva bisogno dal papà, una paternità che ha saputo rispondere ai bisogni del proprio figlio. 68 maratone completate, 238 triathlon, 6 Ironman, spingendo e tirando il figlio. Per ogni bracciata avete visto un canotto, lui stava, il padre che spingeva questo canotto, ogni bracciata, ogni pedalata. Rich Oyot è venuto a mancare a marzo 2021, ma se cercate sui social troverete tanta documentazione di una paternità appassionata. Questa è una paternità che ci fornisce delle illustrazioni, possiamo vederla, immaginarla,
e imparare da questa devozione del papà. Allora, qualora ci fosse, rimuoviamo nel nostro linguaggio: sei stupido, non sei capace, tu non sei come tuo fratello o tua sorella, perché sono affermazioni devastanti. La paternità e la maternità sono un dono e una responsabilità, provengono da Dio, esprimono la sua immagine che può essere replicata nella genitorialità, avendo a disposizione un modello perfetto. La questione questa mattina è se conosciamo Dio per imitare e applicare il suo modello di padre perfetto. Luca ci lascia conoscere, rimettiamolo quel versetto di Luca 2, Luca ci lascia conoscere lo sviluppo armonico di Gesù, caratterizzato da una presenza genitoriale, ma Gesù ci lascia anche conoscere una relazione verticale con il Padre Celeste, al quale questa mattina siamo indirizzati anche noi nell'intimità, nel chiamarlo Abba, papà, padre. Andiamo a leggere il Vangelo di Marco, capitolo 14, versetto 36. Gesù diceva: Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile. Allontana da me questo calice. Però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. È un versetto conosciuto, spesso l'abbiamo citato, anche quando abbiamo voluto ricordare il pane e il vino come simboli del sacrificio di Cristo. Gesù ha saputo farci osservare sia una genitorialità, quella di Maria e Giuseppe, che ha avuto un impatto nella sua vita, come anche una piena dipendenza assoluta da colui che non solo ha creato l'uomo e la donna, ma colui che gli è anche padre nel ruolo che stava portando a compimento. Solo lui può dire Abba, o puoi anche tu? Questa è la domanda. Sapete, il pensiero di chiamare Dio con l'appellativo di padre è quasi impossibile per molte persone, eppure lo è se conosciamo il Figlio. Se conosciamo Cristo, conosciamo il Padre, e se conosciamo il Padre, allora possiamo anche diventare dei genitori migliori, fare del nostro meglio per funzionare bene. È proprio nel credere alla sua morte, alla sua resurrezione, che riceviamo un messaggio di riconciliazione nella relazione, perché il vero problema, se non rimuoviamo questo ostacolo, la sensazione è quella di non essere amati. Questo è il problema. Se pensiamo come genitori di non essere amati, allora sarà difficile praticare la genitorialità verso i nostri figli. Dio ci ha creati con bisogni sociali e spirituali, e questi hanno bisogno di una guida e direzione che provengono da Dio. Queste coordinate saranno adeguate ad indirizzarci alla relazione, alla genitorialità. Romani capitolo 8, versetto 15. E voi, dirà Paolo, non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito. Che spirito è? È uno spirito di adozione. Caspita! Ma questa è la connessione. Abbiamo ricevuto uno spirito di adozione mediante il quale gridiamo quello che gridava Gesù. Pensate che dignità! Possiamo essere dei buoni padri con un Padre Celeste perfetto. La genitorialità si può esprimere nella sua più elevata espressione, nella conoscenza di colui che l'ha desiderata, affinché si riempisse uno spazio vuoto, espressione della sua gloria, della sua grandezza. E poi cosa fece Dio? Dio si riposò, quando tutto fu portato alla sua massima realizzazione e tutto fu riempito. A proposito, quel figlio che ha dovuto affrontare anche una separazione dal padre, allontanandosi dalla relazione per un certo tempo,
è stato esaltato, riconosciuto in quello che ha fatto e approvato dal Padre per ciò che ha fatto proprio per ciascuno di noi. Filippesi capitolo 2, guardate cosa dirà l'Apostolo Paolo di un Padre perfetto. Filippesi 2, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il modello di una paternità celeste non solo ci consente di rispondere ai bisogni dei nostri figli, ma possiamo anche imitare ciò che Dio ha fatto per suo figlio. Il padre ha il ruolo di riconoscere il figlio e la figlia nel mondo in cui lo ha posto, affinché abbia delle buone coordinate per vivere la sua vita. Il nome che è stato dato ad un figlio lo distingue dagli altri e lo rende unico, diverso, e queste specificità sono donate, pensate, dal Padre. Il codice paterno incoraggia e favorisce l'autonomia, l'intraprendenza, la socialità, il rispetto delle regole, pensate perfino il comportamento corretto del figlio o della figlia con l'altro sesso. Pensate che grande responsabilità che abbiamo. Vorrei concludere con un testo che troviamo in Proverbi capitolo 1. Il timore del Signore è il principio della scienza o della sapienza, conoscenza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno un fregio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. La genitorialità ha un'origine, e concludo, e questa origine è in Dio. La genitorialità è il risultato di un'iniziativa di Dio nel realizzare alla creazione l'uomo e la donna che potessero replicare il modello perfetto. Sia la mascolinità che la femminilità, come anche la paternità e la maternità, sono il risultato di un disegno perfetto nel quale la diversità completa piuttosto diventare un ostacolo. Gli ostacoli che oggi incontriamo sono solo legati al fatto che non abbiamo più i riferimenti del progettista che ha dato origine alla vita stessa. Sappiamo come nella caduta, a causa del peccato, tutto è diventato complicato perché abbiamo perso le connessioni, siamo senza segnale e pertanto, se vi è capitato qualche volta al navigatore di non aver segnale, non sapete dove andare. Pertanto il modello celeste, quello perfetto, non può essere imitato da quello terrestre. Nel timore del Signore è il principio della scienza. Perché questo versetto finale? Perché vogliamo rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio della riflessione. Possiamo ricordare il Padre Celeste nell'esercizio della nostra paternità? A questo punto possiamo dire di sì. Perché come tutto ha un'origine al principio, la genitorialità nasce in un giardino, così anche la saggezza e come gestirla proviene da Dio stesso. Il timore del Signore non solo è la pietra angolare del libro dei Proverbi, ma può essere anche la nostra. È una dichiarazione assoluta contro ogni altra conoscenza che ha la precedenza sul Signore. È una dichiarazione assoluta a non rinunciare alla nostra genitorialità, ma a partecipare e dare un contributo attivo nella vita dei nostri figli. Se questa conoscenza non viene dal Signore attraverso di noi, state sicuri che loro sanno dove attingere ad altre conoscenze e pertanto saranno disorientati,
perché di conoscenza ce n'è quanta ne vogliamo. Il problema è sapere la qualità di questa conoscenza. Ciò che l'alfabeto è per la lettura, ciò che le note musicali sono per leggere uno spartito, oggi abbiamo sentito come sempre una buona musica, ciò che i numeri sono per la matematica, allora il timore del Signore è il principio della conoscenza che questo libro meraviglioso rivela a noi come figli e come padri. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo questa mattina perché la tua paternità ci scalda, ci accoglie, ci pone dei limiti, però soprattutto la tua paternità ci rassicura. Grazie perché attraverso l'opera di Cristo possiamo dire Abba, possiamo dire papà, e laddove anche la genitorialità ha fallito o ha avuto dei limiti, possiamo venire davanti a te questa mattina, sanati e risanati da un Padre Celeste come te. Accompagnaci con questa consapevolezza, con questa fiducia per vivere la nostra quotidianità, la nostra vita con sicurezza, perché abbiamo un Padre come te, ricevuto nella grazia del Signore Gesù. Amen. Grazie Riccardo per la sfida che ci ha proposto stamattina come genitori. Grazie al nostro Signore, al nostro Padre che attraverso Riccardo ci ha lanciato questa sfida. E continuiamo il nostro momento di lode col canto 134, con il quale approfitto per salutare coloro che ci hanno seguito da casa e invitarli nuovamente a essere qui con noi domenica prossima. Canto 134, alleluia per ciò che fai. 56.